In corsia 1 parte Andrea Marchesin, Nottoli Nuoto. Alla 2 Aurora Tasca, Aquapolis. Corsia 3 Linda Caputo, SC Nuoto. Corsia 4 Deborah Bernardi, Idros. Corsia 5 bronzo e criteria nei 200 farfalla, Angelica Cappelletto, Nord-Est H2O. Corsia 6 Eva Bende, representing Slovenia, Eva Bende, Lane 6. Corsia 7 Valentina Kausin, stile libero. Corsia 8 Beatrice Massaro, Idros. E allora in acqua partita questa finale, ancora medaglia in palio qui nella piscina di Montebelluna, sono quelle della gara dei 200 d'orso, categoria ragazze. Corsia centrale numero 4, il miglior tempo questa mattina, Deborah Bernardi 2:22,66, in 5 la Cappelletto che ha nuotato 2:24,90. Primo riferimento cronometrico, passaggio ai 50, Eva Bende 33,43, a 6 centesimi la Bernardi 33,49. Movimento che arriva naturalmente dal centro della vasca, Bernardi e Cappelletto che entrambe scavalcano l'atleta della Slovenia e si portano in prima seconda posizione alla virata numero 4, passaggio dei 100, 1:8,70 Deborah Bernardi, secondi 50 in 35,21 Angelica Cappelletto 35,69. Terzi 50 come sempre fondamentali in una prova sulla distanza dei 200 metri, erano 77 i centesimi a dividere le due atlete ai 100 metri, vediamo come cambia la situazione ai 150, sempre davanti la Bernardi. Si assottiglia però il distacco perché scendono a 38 i centesimi a dividere le due atlete, Bernardi in 4 e Cappelletto alla 5. Abbiamo già ricordato il bronzo vinto a Riccione nei 200 farfalla, Cappelletto che prova a sorpassare nel finale in vantaggio ai 175, vediamo se ne avrà ancora nello sprint finale, sembrerebbe essere così perché scappa letteralmente via e dunque la vittoria Angelica Cappelletto dei 200 d'orso, 2:18,81. Deborah Bernardi 2:19,99 in seconda posizione, poi la Bende in terza piazza 2:27,88, 227,88 for Eva Bende, Lane 6, tempi e classifiche già ufficiali. Ragazze, per cortesia lasciare